Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ma che bello, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Diva FM, Radio Colby Rovigo, Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno ascoltatori. E bentornati, benvenuti. Ben ritrovati. Questa nostra rubrica settimanale, insomma, che sta andando... Che il mondo ci invidia. Che il mondo ci invidia, sta andando bene, dai. Siamo contenti degli ascolti e dei vostri riscontri, perché bravi, vi vogliamo bene. Anche quando ci trovate nei vari locali, così in Borghese, quando siamo in Borghese ci fate complimenti, che abbiamo dei riconoscimenti, e noi che siamo molto vanitosi, a noi fa molto piacere. Fa molto piacere, veramente molto piacere. Ecco qua. Dai. Allora, i titoli di oggi che andiamo a affrontare, il primo, tempo di presepi. Poi Terracina e la memoria che non c'è. L'avevi scritto tu, Terracina e la memoria che non c'è. Ecco, un po'. Poi droga e da noi. Poi ghiaccio che divertimento. Questo è bello perché come si deve dire praticamente così in dialetto, siamo tutti inglesi. Ecco. Vabbè, questi sono i titoli di oggi. Tra poco iniziamo la puntata di oggi di Made in Polesine. E allora siamo pronti a partire con il nostro primo titolo di oggi. Ti vedo molto pimpante. Sì, allegro, sì. Quest'oggi in modo particolare. Perché ho preso la 13ª. La coppa l'ho presa qua. Tra coppa e collo. Dai, allora, primo titolo, tempo di presepi. Insomma, siamo in pieno clima natalizio. Allora, oggi due dei titoli sono particolarmente portati per le ricorrenze natalizie. Parliamo di presepi perché sono andato a vedere un presepe importante a Mazzone Destro, tra l'altro Mazzone taglio di Po, e c'è un artista che il signor Milani, che fa dei presepi straordinari, ogni anno viene premiato eccetera, ha fatto una mostra sua personale a Mazzone. Complimenti. Però mi allaccio per questo discorso qua, per il discorso che molte scuole vogliono evitare di fare il presepe per non suscitare il problema con i musulmani, con altre etnie e altre religioni. Allora, io ho letto un bel articolo, mi sembra di Serra, che diceva che farli politicamente corretti in questo senso e non fare il presepe è un segno di debolezza e anche di poco rispetto per gli altri, nel senso che sì. Io la penso così. Cioè, il presepe si fa, dovrebbe essere, loro fanno hanno un'altra ricorrenza particolare che le facciamo fare anche da loro, però eliminare la nostra per non contrastare con gli altri è per me anche un segno anche di poco rispetto per la nostra tradizione. Esatto, non dico religione, proprio la tradizione, cioè non ha mai fatto male a nessuno un presepe, quindi esatto, sì. Comunque questo qua è il fatto. Stiamo cercando di fare anche una battaglia personale, sia io che te, sul discorso del politicamente corretto. Politicamente corretto, detto così, papà ha rotto i maroni. Vabbè, così è. Sì, perché nel senso che ogni cosa dobbiamo stare attenti a... per esempio, sentivo specialmente anche in America, non puoi dire negro a un nero. Se non lo offendi puoi anche dire negro, cioè cosa succede, cosa cambia? Sì, perché negro sia discriminatorio, invece nero, insomma. Ma chi ha detto che è discriminatorio? Il termine è un po' grezzo, diciamo, ecco. Ma io vedo che se io rispetto una persona e lo rispetto come persona, al di là dell'etnia, del colore, eccetera, eccetera, che se lo chiamo negro non cambia niente. Invece ogni volta che io ho scritto un paio di volte negro, mi sono preso 1 miliardo di offese, perché come ti permetti? Come mi permetto? Mi permetto, stop. Però quando poi mi incontro una persona di colore ho il massimo rispetto che è dovuto a una persona normale, al di là del negro, anche perché è molto più grande di te, anche perché sono grandi e grossi, quindi è meglio tenerseli buoni. Quindi noi aborriamo, come dice Mughini, aborriamo il politicamente corretto. Ha rotto i maroni. Ci sentiamo tra poco. E siamo rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso secondo titolo, parliamo di Terracina
e la memoria che non c'è. Allora, innanzitutto spieghiamo chi è Terracina. Terracina è stato un ex deportato di Auschwitz che tutta la sua vita ne ha parlato perché la gente appunto non ricadesse nel grande difetto dell'antisemitismo, eccetera, e da qua prendiamo uno spunto. È finito l'antisemitismo, da noi in Polesine c'è, non c'è, eccetera, eccetera. Parlando con l'amico Marangon, che è conoscitore molto della nostra zona, ha detto che da noi non ci sono mai stati atti di antisemitismo, però nell'aria c'è qualcosa, cioè nel senso che si è sdoganato certe cose che un tempo non si potevano dire, al di là che abbiamo appena parlato dei luoghi comuni, quindi sì. che no, lo vogliamo eliminare, però effettivamente c'è un'ondata un pochino di antisemitismo, di razzismo, eccetera. Poi quando in momento di crisi dai sempre la colpa non a problemi strutturali, ma al diverso, e il diverso può essere l'ebreo da una parte, i gay, il nero, il cinese, cioè, quindi questo qua noi, anche qua nel nostro piccolo, visto che siamo tutti molto buoni, cerchiamo innanzitutto di ragionare e conoscere un pochino di più la storia. Stiamo dimenticando molto la storia, stiamo dimenticando perché sono venute le leggi razziali, chi ha sofferto e chi è morto nei campi di concentramento. Gli ultimi episodi con la Segre non ci fanno ben sperare, perché effettivamente è stato appunto per me nel nostro Parlamento una brutta pagina, e quindi, visto che ormai gli ultimi deportati hanno quasi più di 90 anni, e quindi si perderà la memoria, esatto, e sì. Forse non abbiamo fatto grande archivio di quello che è successo, e quindi bisognerebbe un pochino parlarne di più, ascoltare di più e leggere di più. A margine del discorso, c'è anche nelle scuole poca attenzione alla storia, si segue molto poco quello che è successo, e tra l'altro si fa di tutto per non studiarne un pochino conseguenze, eccetera. Sì. Quindi onore a Terracina, onore a tutti quelli che sono stati deportati e sono riusciti, non a quelli che sono purtroppo morti e quelli che sono riusciti anche a sopravvivere, e speriamo di non dimenticare. Va bene, allora siamo in perfetto orario, nel senso siamo perfettamente in linea di marcia con i tempi. Adesso però ci dovevo fermare un attimino Per un caffettino. e poi torniamo, dai. Come sempre Made in Polesine tutte le settimane su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo, Made in Polesine Web TV, e adesso un altro titolo molto importante, insomma, che non ci fa comunque sta tranquilli. Sì. Droga, 2 punti. E da noi? Inteso Allora, come da noi, c'è, non c'è, come parliamo sta andando? di Polesine, perché parliamo, esatto, sì. ci chiamiamo Made in Polesine, però Sì. effettivamente il problema droga si sta amplificando in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto dappertutto, quindi questo è un problema veramente grosso. Io ho un'amica che lavora al CERT e diceva che le dipendenze, non solo da droga, ma da bere, da alcol, da ludopatie, eccetera, Gioco eccetera, stanno e così via, insomma. aumentando sempre di più, e questa è una cosa negativa. Però la cosa negativa, io che ho vissuto i bui anni 70, che purtroppo qualche mio amico è morto anche per overdose, eccetera, perché c'era l'eroina, che era questa bestia che si riaffaccia ancora, l'eroina, la cocaina, il crack, le cose sintetiche, eccetera. Che dire? Innanzitutto stiamo creando praticamente una generazione, tra i giovani c'è molta gente che abusa di sostanze, effettivamente poi dopo si creerà da una parte quelli che sono dipendenti e quelli che non sono dipendenti, quindi ci saranno 2 caste e questo qua sarà un problema. Ma poi dopo è trasversale, non è che siano solo i giovani, perché la nostra paura è per chi ha figli, ma anche tanta gente over 40, over 50 che fanno abuso di cocaina, bevono, eccetera, eccetera. Questo qua è un fatto molto molto negativo, e probabilmente anche un fatto dei tempi, nel senso che la gente o è annoiata, oppure ha dei problemi, oppure questo, e trova rifugio in questi trova rifugio e c'è una scusante con l'alcol esatto. e con il gioco, con le macchinette, perché quello è veramente una pecca
tremendissima. Sì, non è meno... gente che si rovina non fisicamente ma economicamente. ma economicamente sì, però questa è una grande pecca. Quindi com'è che si potrebbe frenare questa deriva? Non lo so, assolutamente non lo so, penso che non lo sappia nessuno. Anche qua probabilmente la conoscenza, saperne un po' di più, le persone che siano un po' più tranquille, le persone che siano meno agitate, magari uno si butta nella droga perché c'è quei 5 minuti di sballo che sta bene e poi dopo va ancora in depressione, quindi magari evitare di essere in depressione prima. Esatto, sì. Chi siamo noi? In ogni caso facciamo i complimenti a quelli del CERT che stanno facendo veramente un grossissimo lavoro, anche molto bistrattato, perché quando si parla di CERT sembra che siano tutte persone che non hanno voglia di seguirlo, lo fanno solo per ufficio, invece no, ci sono persone molto, molto preparate e che cercano di fare al meglio il loro mestiere. Però il problema droga qua da noi, nonostante abbiamo passato gli anni 70, 80, 90 eccetera eccetera eccetera, ci stiamo ricascando ancora, e ancora poi con droghe pesantissime come l'eroina, e tra l'altro se ne parla molto meno di prima. Se ne parla molto meno di prima. È una cosa che sembra debba essere sì, mantenuta nascosta, cioè esatto. Nessuno lo deve sapere, ma anche se insomma un po' di dati li abbiamo, lo vediamo anche qua nei nostri paesi. Ma poi lo vediamo che ci sono delle situazioni non positive. Sì, ma poi dopo vedi anche i professionisti che sono, questo qua è un mio giudizio visivo, che sono down in un minuto e dopo il secondo dopo sono eccitatissimi, quindi qualcosa c'è che non va. Esatto, sì. Quindi brutto segno. Comunque questa non è la soluzione per risolvere i problemi, diciamo. I problemi bisogna risolverli al di là di questo. Ecco. Vabbè. Se no aggiungete un altro problema. Si crea un problema su un altro problema. Bravo. Va bene, dai, torniamo. Bravi quelli del CERT. Torniamo tra pochissimo per continuare Medipolesine. E siamo così rientrati, adesso finalmente un argomento che ci fa veramente molto molto piacere, anche perché è una bella iniziativa, quella che abbiamo tuttora noi qua a Portoviro, in piazza della Repubblica, la pista di ghiaccio che sta veramente avendo un successo veramente molto buono. Infatti passando vediamo un po' un sacco di ragazzini, ma non solo ragazzini, anche over 30-40. È l'occasione per svagarsi un po'. Allora, tanto spieghiamo: Piazza della Repubblica, Portoviro, località contarina, perché voi ci tenete però ha fatto la pista di pattinaggio. Innanzitutto nessun pregiudizio tra Contarina e Donata. Bravo. Per me è Portoviro tutto. Bravissimo, quindi a Portoviro, Piazza Repubblica. Naturalmente facciamo anche i complimenti per le luminarie. Abbiamo postato delle foto del nostro amico Maurizio Bergo, che poi ci tiene il copyright delle foto abbiamo messo su Facebook, che non succeda più, però ha fatto delle belle luminarie, quindi hanno creato un pochino di feste natalizie a Portoviro. E poi ci hanno aggiunto anche la pista di ghiaccio. Bravi, un sacco di ragazzini. Guarda, facciamo un appello: quelli che sono vecchi più o meno come noi, non andate sui pattini, è pericolosissimo. Posso dire cosa succede? Dai. Se cadete, vi prende, in dialetto si dice una sculà, fa molto male. Va bene. Vabbè. Quindi divertitevi con moderazione. Abbiamo visto qualche scivolone in diretta, l'abbiamo anche ripreso per i ragazzini, quindi sì, ma comunque ci sta, insomma. A me fa parte anche, a me piace quando cade magari uno un po' robusto, no? Sì. Che poi vedi che cade e poi rimbalza perché è moleggiato, e poi mi piace quando uno cade, ma in generale non solo con si tira su, sembra non abbia niente, successo niente. Dopo per un mese c'è la sciatica, c'è la schiena distrutta. Vabbè. Detto questo, complimenti allora per questa iniziativa. Sicuramente da ripetere magari anche l'anno prossimo. Non dipenderà se ci ha guadagnato, visto che è un privato che l'ha fatto. Noi siamo anche media partner, quindi stiamo seguendo in modo particolare questo evento. Perché siamo media partner? C'è gente, perché noi pubblicizziamo la cosa, noi di Radio Diva e Made in Polesine. È scontato. Quindi sappiate che se volete promuovere qualcosa, questa è una marchetta nostra, è una nostra marchetta, è uno spottone questo. Uno spottone, Radio Diva, Made in Polesine, noi siamo qua. Mi raccomando. Dai, teniamo famiglia. Tra poco, per continuare Made in Polesine, per concludere, perché tra poco avremo l'ultimo argomento. Ultimo argomento di oggi di Made in Polesine. Parliamo a questo punto di una
insomma, leggi il titolo. lo possiamo dire in dialetto, siamo tutti inglesi. Siamo tutti inglesi. Siamo tutti inglesi, ciò. Ecco. Allora, perché? Perché ho postato, visto che noi lavoriamo molto su Facebook, eccetera, un dizionario che trasforma, così parole, come si dice? Traduce. Translate, come sono sborone. Lui è di taglio di poi. Traduce le parole famose che girano in inglese in Veneto. Perché lo dico? Perché io sto lavorando in questo momento con un'azienda milanese e c'hanno tutti questi termini. Per esempio mi dicono: Leandro, dammi il feedback. Io faccio se lo trovo. Che tradotto in Veneto vuol dire fammi sapere. Oppure facciamo brainstorming, e che sarebbe dire andiamo a bere lo spritz, perché praticamente è parlare in un bar e parlare. È così facile dirlo poi. Allora, più bello di tutto è che mi piace sostenibilità, perché qua per il nostro progetto ci vuole sostenibilità. Allora, che vuol dire sostenibilità? Aspetta che lo trovo. Chi sei che metti skate? È vero, facciamo un progetto, no? Però bisogna studiare la sostenibilità. Allora, oppure quando dicono perché dobbiamo evitare l'effetto boomerang, che vuol dire se no acciappiamo il culo. Mi piace troppo. Oppure dammi un feed di competenza, che sarebbe la tangentina, cioè dammi un po' di soldini. Bravi questi qua che hanno fatto questo. Allora, per esempio, quando noi che siamo freelance in ogni cosa, quando un'azienda dice cerchiamo un freelance, vuol dire siamo senza skate, che non possiamo assumere uno e prendiamo uno che prende. Allora, e l'ultima cosa, quando dicono cordialmente, vuol dire stiamo bene. Bravi per la traduzione. Se guardate su Made in Polesine c'è la traduzione di tutti i termini in inglese. Anche altri, ce ne sono migliaia che non possiamo leggerli tutti, però insomma la cosa è molto bella, sicuramente. Anche perché metti sulle slide, fammi capire cosa ho da dire. È così facile poi dirlo, esatto. Diciamo nella lingua madre, ma magari qua in dialetto. In dialetto magari no, però magari anche in italiano, però siamo tutti inglesizzati, se vogliamo. Mi piace anche molto inglesizzati. Dai che spammiamo quello. Cosa vuol dire? Dai che spammiamo quello. No. Dai che rompiamo i coglioni. Tradotto qua, Vabbè, dai. Bene, allora, chiusa questa parentesi. È quasi una parentesi natalizia. La prossima settimana parleremo solo di Natale. Quindi dai, vabbè. Allora, abbiamo di fatto concluso la puntata di oggi. Ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. E siamo ritornati, siamo nella fase finale del nostro appuntamento di oggi. Non restano che i saluti che adesso arriveranno, però vogliamo ricordare qualcosa, vogliamo ricordare che ne so, lo sprizzetto, questa fascia. Bravo, che sta andando molto bene, bene. Su Made in Polesine. Salutiamo l'amico Marangon, Renzo, certo, e salutiamo gli amici che ci seguono anche su questo, quindi Made in Polesine da una parte, lo sprizzetto dall'altra, tutti i nostri programmi radiofonici e web eccetera. Siamo nelle vostre famiglie. H24, come diceva H24, che rende molto bene l'idea. H24. Praticamente tradotto, che siamo nelle vostre famiglie H24 vuol dire che spacchiamo i marroni H24. 24 ore al giorno. Allora, comunque è un piacere stare con voi. Allora ci sentiamo come sempre la prossima settimana su Radio Diva FM, naturalmente su Radio Colbero Vigo e anche su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, un buon fine settimana come sempre. Il nostro countdown 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.